A Venezia la numerazione delle case, come è noto, è abbastanza singolare e atipica, perché parte dal numero 1 di ogni sestiere, i grandi quartieri, i 6 grandi quartieri in cui è suddivisa la città, e arriva all'ultimo numero dell'ultima casa dello stesso sestiere, in una configurazione abbastanza complessa e disomogenea, che crea anche qualche confusione. Piazza San Marco non fa eccezione, e se il numero 1 del sestiere è dettato dalla Basilica, la numerazione poi fa il giro della piazza, si inoltra lungo le procuratie, dove arriva fino al 20, al 21, e girando l'angolo del campanile ci mostra il 40. Ops! Cosa succede? Che fine hanno fatto i 19 numeri mancanti? Quando crollò il campanile di San Marco nel 1902, fu poi ricostruito nel corso del decennio successivo, attorno alla base del campanile stavano 19 botteghe di legno che avevano però il loro numero anagrafico. Quando fu ricostruito il campanile non vennero ricostruite, ed ecco che in piazza San Marco ci sono 19 numeri anagrafici mancanti, e quindi in piazza San Marco non può più esistere un San Marco 24 o un San Marco 38.